Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora davvero il PD di Elly Schlein ormai si muove in un orizzonte avanguardista, cioè ha sostituito la politica, scusate, col dadaismo, il dibattito elettorale con il capovolgimento postmoderno del significato. Non so, sto cercando di nobilitare in qualunque modo le pirlate che escono dal gruppo dirigente del PD, ma quella di oggi francamente supera la qualunque soglia immaginabile del ridicolo. Allora, premessa, che poi premessa non è molto importante, soprattutto per noi, soprattutto per quella che è in primis la comunità di questa radio. Oggi, come sapete, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è a Venezia stamattina tra poco, poi a Milano, domani sarà in Piemonte e in Liguria per un passo chiave del processo della riforma dell'autonomia, per un innesco di concretezza che fa compiere un passo avanti oggettivo al percorso. Infatti, il ministro in rappresentanza del governo firmerà con queste regioni le preintese sulle prime 4 materie che possono entrare da subito nel processo dell'autonomia. Queste preintese impegnano il governo e la rispettiva regione a concludere il negoziato già avviato su protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Come vedete non sono quisquiglie o competenze di dettaglio, ma sono una parte importante dell'ossatura della governance dei territori che con la firma di queste preintese iniziano a invertire il vettore, iniziano ad andare dal centro verso il territorio, non più dal territorio verso il centro. Si inizia concretamente a calare la riforma sistematica dell'autonomia nell'attività quotidiana di governo e nella quotidianità dei cittadini. Non a caso il presidente uscente del Veneto, Luca Zaia, l'ha definito un giorno storico in cui prende avvio concretamente un processo di rinnovamento di tutto il paese, e Matteo Salvini l'ha definito un momento figlio di 30 anni di battaglie che non piaceranno a loro signori, ma che erano nel programma di governo su cui la maggioranza di centrodestra ha ottenuto il consenso degli italiani, ma dove subentra il dadaismo in questa osservazione geniale della senatrice del PD Valeria Valente, già candidata trombata a sindaco di Napoli tempo fa, che ha reputato di rilasciare la seguente dichiarazione che davvero sconfina nel campo dell'arte. Arriva un altro dono preelettorale: l'accelerazione sulle intese per l'autonomia differenziata con le regioni del nord, tra cui guarda caso il Veneto. Sì, è lievemente coinvolto nel processo dell'autonomia anzitutto per volontà dei suoi cittadini. Attenzione a qua al colpo di genio, però, un colpo di tacco proprio no look della Valente. Un'escalation gravissima che sa di voto di scambio di antica memoria, questa volta sulla pelle delle cittadine e dei cittadini, soprattutto del Mezzogiorno. Detto che le cittadine e i cittadini del Mezzogiorno sono i primi a aver pagato decenni di centralismo che ha danneggiato palesemente, impoverito, non permesso di sviluppare i territori del Mezzogiorno. Ma al di là di questo, la genialata è che l'autonomia, che oggi fa un importante passo in avanti, sarebbe un voto, incarnerebbe un processo di voto di scambio di antica memoria, riferito al Veneto, no? Da parte della Valente. Allora, da un lato, come se la Lega e il centrodestra avessero bisogno di un escamotage dell'ultima mezz'ora per vincere il Veneto, perché siamo lì a un testa a testa, a un'incollatura, e quindi bisogna trovare una forma di voto di scambio per sfangarla in Veneto, dove i sondaggi danno circa 30 punti tra il centrodestra e il centrosinistra, 30 punti. Poi il voto di scambio è lievissimamente una fattispecie di reato che prevede dei certi crismi per essere identificata. Ora, l'autonomia è stata chiesta a gran voce anzitutto dai cittadini veneti col referendum consultivo del 2017, dove il 98,1% dei votanti
Avanti ha espresso il proprio sostegno alla riforma dell'autonomia differenziata, il 98%. Cioè non è che la classe di governo veneta si inventa l'escamotage dell'autonomia per fare un voto di scambio nei confronti dei cittadini. Sono i cittadini veneti che hanno chiesto con quel rito, non so se hanno aggiornato la Valente, ma che si chiama democrazia a grandissima voce la riforma dell'autonomia, la classe dirigente veneta gliela sta dando. Tra l'altro ha talmente espresso in modo chiaro il proprio orientamento il popolo veneto che alle ultime regionali di 5 anni fa ha dato al centrodestra, che aveva come candidato ovviamente Luca Zaia, il 76% dei consensi, e ovviamente il primo punto di quell'agenda di governo del centrodestra per il Veneto era continuare sul processo dell'autonomia. Quindi si sta attuando un momento di democrazia sostanziale, si sta rispettando la volontà popolare, soprattutto se la riferiamo al Veneto, nel portare avanti l'autonomia. Capite che un PD, un centrosinistra che arriva a dire che l'autonomia è un voto di scambio per il Veneto, perché è dura in Veneto, bisogna inventarsele tutte, veramente siamo oltre Totò, oltre Buster Keaton, oltre Charlie Chaplin, siamo alla comicità assoluta. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.